Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. E siamo quindi arrivati verso il finale di questa settimana con questo venerdì 8 luglio. Ben ritrovati intanto amici delle stelle, pronti anche oggi ad andare a capire come andrà questa giornata. Naturalmente lo facciamo insieme all'oroscopo di Radio.0 e insieme a me, Maria, e quindi diamo il via subito ai nostri 12 segni e partiamo dall'Ariete. Anche se avete dimenticato di restituire un libro o un qualcosa a un vostro amico, potete rimediare questa volta, magari invitandolo a cena, perché no, vi farete ben presto perdonare, quindi non lasciate che il timore freni l'esibizione di fronte a una platea di persone. Se vi dovesse capitare in questi giorni, fate un respiro profondo e partite a 1000. Toro, anche se a causa di un malaugurato investimento avete perso qualcosina per via dell'opposizione lunare a Marte, oggi non vi abbattete facilmente, ma questo non lo fate mai. Una piccola defiance, un passo falso che avete commesso non pregiudicherà tutto il resto del lavoro, quindi continuate sulla vostra strada. E passiamo ai Gemelli, soluzioni a un piccolo problema che sono praticamente a portata di mano, le vedete già, ma voi non avete proprio la benché minima intenzione di cedere alle armi questa volta. Vi sembra un ricatto bello e buono? Magari dall'altra parte è soltanto una richiesta e nulla di più, non credete? Cancro, con l'idilliaca amicizia tra Luna e Mercurio vi sentite alquanto fascinosi oggi, ma se siete un po' sopra le righe qualcuno ve lo farà notare, attenzione. Volete far colpo su una persona in particolare? Sì, sappiamo bene chi. Evitate quindi in assoluto di flirtare con qualcun altro. Leone, la stima che gli altri hanno nei vostri confronti potrebbe non bastarvi adesso. Avete bisogno di continue conferme per via dell'ostilità lunare. Un atteggiamento poco rispettoso vi viene rimproverato da un collega o da un amico. Voi chiedete scusa. L'arrivo del weekend invece potrebbe proprio fare al caso degli amici della Vergine, ricettivi e nervosi. Oggi vi agitate per un non nulla. Evitate invece di passare troppo tempo su quel telefono o il vostro partner potrebbe ribellarsi quasi di sicuro. Forse potrebbe non avere tutti i torti. Bilancia, anche per voi Luna protagonista. Davvero vorreste vendicarvi malamente per un torto subito? Non ascoltatele quelle angherie della Luna in partenza da casa vostra oggi nei confronti di Plutone e non abbandonatevi alla collera, soprattutto. Dimostrate grande maturità e stile piuttosto, che fa sempre bene. Chiudete un occhio, almeno per stavolta. Scorpione, scelte imprudenti per colpa dell'opposizione lunare a Marte o era semplicemente tutto calcolato nella vostra mossa come suggerito dal trigono con lo scaltro Mercurio? Beh, coglierete in fallo qualcuno che voleva provare a fare il furbetto con voi, ma per chi vi ha preso questo? Sagittario, il successo reale per voi può attendere, per adesso vi accontentate anche di piccoli passi verso questo successo, poi vi rifarete con gli interessi, però lo sappiamo. Nella coppia non è sempre facile esternare le proprie emozioni e sensazioni, per voi forse ancora di meno, ma è vitale provarci, ve lo dicono le stelle. La quadratura della Luna con quel burbero di Plutone si imbatte anche sui nostri Capricorno, ma per vostra fortuna amici sarà ben presto mitigata dal transito del satellite terrestre nell'intimo Scorpione. Sembrano delle parole strane, ma succede così. Dato che l'ostinazione, come abbiamo visto, non si è rivelata una buona strategia, almeno fino a qui, sarete finalmente disposti a cambiarla? Acquario, disarmonia lunare anche per voi, vivrete stati d'animo alterni. Da una parte c'è il desiderio di mettervi in mostra, come piace a voi, dall'altra la paura delle critiche, anche questa sotto sotto c'è sempre. Per chi è in cerca di una nuova occupazione, l'ansia, mi raccomando ascoltate bene, è da bandire, specialmente a un colloquio, preparatevi. E chiudiamo con i nostri pesci. L'arrivo della Luna nell'amico Scorpione a voi vi mette in sesto in un battibaleno. Tirate fuori il meglio di voi senza lasciarvi impensierire però. E tirate fuori pure un bel sogno dal cassetto che era chiuso da un po'. È il momento per darvi da fare per realizzarlo, eppure velocemente. E si chiudono qui le novità dalle stelle anche per oggi. Ora è tempo di andarle a vivere. Non possiamo quindi fare altro che augurarvi una buona giornata, un buon weekend e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0